Come stai vivendo questo momento che comunque è di formazione e di crescita anche personale? Ma è sicuramente un bel momento, una bellissima opportunità sono molto contento di poter andare in Irlanda queste 2 settimane, un po' per vedere a livello di discorso di termoidraulica, di compagnie di termoidraulica che ci sono lì, ma anche per poter crescere le mie conoscenze linguistiche di inglese. Come state vivendo insieme questa avventura? La stiamo vivendo bene, saremo ospitati da una famiglia a Bandon che ci ospiterà me e altri 2 miei compagni della seconda. Perché è importante questa esperienza per i ragazzi? È importante perché è un viaggio studio nel quale loro potranno imparare e mettere in pratica quello che stanno imparando in questi anni per la lingua inglese. Un'esperienza all'estero formativa anche in vista del futuro occupazionale di questi ragazzi? Assolutamente sì, perché mentre la mattina i ragazzi andranno a scuola, quindi faranno un percorso scolastico nel quale impareranno la lingua inglese, al pomeriggio effettueremo delle visite guidate anche in aziende termoidrauliche del settore che si occupano comunque di energie rinnovabili e sostenibili. Questa esperienza ha dei risultati anche in prospettiva, in termini occupazionali. Chi segue questi corsi alla fine non diciamo che ha il lavoro assicurato, ma è probabile che trovi subito un lavoro. Sì, dunque, anche in modo inaspettato ci sono ricadute proprio sulla conoscenza dell'inglese e sulle competenze veramente spendibili di inglese. Noi abbiamo un esempio abbastanza significativo, inaspettato, anche abbastanza eclatante, ovvero sia una società olandese che cercava personale adeguatamente preparato sulla termoidraulica per la costruzione di un villaggio di una piccola città vicina ad Amsterdam. Ha selezionato 5 nostri allievi proprio per questo motivo, per le competenze professionali e per la conoscenza della lingua inglese.